In questo momento la nave dove si trova? In questo momento la nave si trova a 300-400 metri dalla costa di Lampedusa, dove ha riparato visto le condizioni meteo marine che stavano mettendo a rischio la sicurezza dell'equipaggio, delle persone salvate a bordo e quindi effettuato il salvataggio, la direzione presa è stata quella a nord, il luogo più vicino dove riparare era proprio Lampedusa. Ma ci sono situazioni di criticità? Una di queste persone avrebbe la polmonite e quindi ha necessità di cure urgenti. Le altre persone stanno mediamente bene, ma dopo alcuni giorni passati in mare con un motore in avaria su un gommone a rischio affondamento hanno bisogno assolutamente di essere sbarcate e di essere accolte in un luogo sicuro. Sì, però su questo punto è stato avviato un braccio di ferro fra la vostra ONG e il Viminale. Il mare ha precise regole e norme che impongono di salvare le persone in difficoltà. Questo è quanto abbiamo fatto, tutto è documentato e documentabile. L'operazione è stata fatta sempre comunicando quello che stavamo facendo nella modalità in cui lo stavamo facendo. Abbiamo seguito le disposizioni che ci venivano date. Quindi per quanto ci riguarda quello che era giusto fare e doveroso fare lo abbiamo fatto e 49 persone oggi sono salve e 49 persone non sono state riportate nei centri di detenzione e di concentramento in Libia. Noi siamo non con la coscienza a posto, molto di più, siamo proprio orgogliosi di poter affermare che abbiamo salvato 49 persone.